Ciao ragazzi, oggi sono tornato in terra vicentina, a Molvena per l'esattezza, da un amico, Giannico Viero, che tanti di voi hanno imparato a conoscere anche attraverso i miei video, che grazie a lui hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Grazie a che cosa? Grazie alla sua verve, alla sua passione per la cucina. Lui è un innamorato della terra veneta e quindi anche della cucina veneta. Oggi voglio farvelo conoscere in una veste forse inedita ai più, una veste anche culturale. Voglio farvi scoprire chi c'è dietro il Giannico Viero che in tanti avete lodato e qualcuno ha anche criticato, e secondo me anche ingiustamente. Allora, che cosa vuol dire fare cultura veneta nella cucina veneta? Tutto comincia dall'inizio della giornata. Guardate. Giannico, come comincia la giornata? Per me la giornata è bellissima, è proprio l'oro in bocca, perché entro dentro in cucina e vedo cose che c'è da far da mangiare solo alla toia. Queste qua sono appena raccolte dall'orto, guarda che ho ancora l'acqua di ieri sera. Guarda sta roba qua, guarda sta roba qua, guarda come che lavora che azienda agricola qua, guarda che spettacolo. E questo qua, la sua morte è farla in umido a Veneta, insomma. Il galetto? Il galetto, che non sa neanche un galetto, è un pepuo. Dice che te ha picquete, che no, è parmonade, ma siccome che questa qua la carne resta attaccata all'osso, è per quello che è buona, no? Cioè, non è neanche bravo il culo, è brava la bestia che... E qui? Questa è una carne spettacolare. Questo è un fesone grande di una coscia, di una bestia, che mi adesso devo nettarmi a fuori, mi divido come che voglio me. La prima roba che si fa quando si va in cucina bisogna mettere a posto le robe che ha da riposare, che adesso che faccio quando che te vedi ti fanno i massaggi anche la carne qua perché si rilassasse e che se tiene dentro i sudori, se no bisogna fare questo massaggetto qua. Quindi cosa hai messo? Sale, pepe, un pochetto di aglio in polvere, perché dopo il vero aglio io metto sottignata E poi? e dopo lascio qua riposare. E questo è senape? Senape. Non ho il guanto, so chiamare qua perché voglio sentire la carne come che si suga. Importante questo. Cioè, è importante. Io non uso il guanto sui massaggi perché la sento se assua, se acciama ancora assai, Certo. se si assorbe bene. E questo si capisce solo con la mano nuda? Solo che con la mano nuda. Vito che non mangiare niente in mano, Vito che sarà tutta mangiaia, Vito. Ma l'era pulita la mano, vero? La mano del cuoco è il primo strumento che dopo deve essere sempre pulita. Bisogna Certo. lavarsi 100 volte, 3000 volte, perché in qualsiasi roba ti fai le unghie che si spassano bene. Però questa storia qua del guanto, anche col Covid mi ha fatto impazzire perché non ti ha percezione di come che sei. Certo. Manetta. Comunque è importante averle sempre pulite le Ma mani. sì, ma perché è il primo strumento del cuoco. E dopo? E dopo una delle prime robe che faccio sempre quando vengo in cucina è mettere sulla meticcia di acqua. Sempre presente. Sempre presente, perché qui faccio il brodo. Perché sappiamo tutti che un buon risotto è un fuori perché è un brodo buono. Certo. Sì che tutte che parti qua grasse, no, dopo ti mostro un'altra roba. Il pastreo, mai tagliare via l'osso, sempre tutte che robe qua, capito? E qui fa il buono il brodo. Quindi i pezzi cosiddetti di scarto, Qui- i fegadini. I fegadini, cioè, ma capisco che non sarebbe bisogno del dado, non capisco questo. Che il bidone di immondizie dell'umido sarebbe sempre vuoto. E questa? Non so se posso dirti anche. Come no? Lei lì, non te me la conti, Porca miseria, dovevo sconderla. No, lei è il grana dei poveri, cioè lei è Cioè? un pan tostato, no, bello tostato con olio, grana, tocchi di scorze di grana, un po' di sale, lo tosto bene, lo masano e lo metto come gratinare una zucchina, una patata lessa. Anche questa scuola antica? Sì, dico. Sì.
Cioè, oh, ma va che pane è una roba spettacolare, voglio dire. E che sta c'è qua? No. Cioè, Anche questo è un segreto. Ah no, aspetta. Cos'è questo? L'aglio? aglio, e che c'è qua, è un'invenzione veneta, per non far germogliare l'aglio. Ah, Cioè, l'aglio dentro qua non fa germoglio verde, il Quindi- resto è beh, 2 o 3 mesi. però. Insomma, ogni dettaglio nella cucina di Gianico richiama un'eredità culturale. Nulla è messo a caso, né nella dislocazione né nell'organizzazione dei tempi, ma anche nella preparazione delle ricette. E allora oggi mi fa vedere una preparazione particolare, semplicissima, che magari può apparentemente richiamare degli influssi francesi. In realtà non è così. Olio buono, olio buono. Questa si è riposata. Di dito che non scuola fuori sangue né niente, vuol dire che lei è già a posto. E la cauterizziamo. Sta così intera? Così. Vedo? E cosa verrà fuori da questa? Gli aromi li ho messi dentro interi così perché mettiamo sollevai in modo che sotto gira aria, gira umori, gira. Adesso noi la lasciamo qua, la tostiamo bene. Quando che dico mi la giro, un quarto sola, smosso tutto quanto e la lascio riposare. Quando che tu che fatto questo lavoro qua, ti tiri fuori, ti metti i mani sotto pressione con un quarto sola e il sughetto. Ah, urca, schifali. Ah, che bei, bellissimi. E questi come fatto? Il spadelito? Una spadeata, Eh. caldi, col sughetto dell'arrosto, sora e fettine tagliate fine. Ma torniamo a bomba. Chi è Gianico Viero? Chi c'è dietro questo cuoco, questo personaggio così caratteristico, così fermo nelle sue convinzioni al punto da rischiare di sembrare arrogante, cosa che peraltro assolutamente non è perché lo conosco da troppo tempo. Dietro c'è una persona che ha un cammino culturale ben preciso, iniziato dalla maturità perché lui si è diplomato all'Istituto Alberghiero di Requaro Terme, continua ad insegnare, è docente alla scuola alberghiera di Valdobbiadene, una delle più importanti e prestigiose nel Veneto, e ha ottenuto riconoscimenti di grandissima caratura a livello nazionale e internazionale dalle più autorevoli istituzioni enogastronomiche presenti sul territorio. Quindi non è l'ultimo arrivato. E il suo è un cammino conoscitivo che continua. Ha partecipato a numerose iniziative editoriali, ha scritto libri sulla cucina veneta che è diventato il suo mantra, è autore di studi personali su Marisa Nudo, il cuoco della Serenissima, quindi non è uno qualunque, è una passione che si rivela in quello che fa e in quello che dice, anche se non lo dice mai in italiano. Ma c'è della Francia in quello che stiamo vedendo, Gianico? O te può arrabbiare? No, non è che mi fa arrabbiare, è che famosi professori universitari di cucina medievale ti dice che la cucina da mangiare, da popolo a diventare cucina d'elite culturale, la famosa rivoluzione l'ha fatta i francesi. E invece? E invece il Veneto, i patrizi veneziani, il gusto suo era dimostrare l'opulenza del steak con una buona cena, con pranzi spettacolari, con ogni ben di Dio sorato. Dopo si arriva i francesi cosa hanno fatto del culturale? Invece di mangiare era la cristalleria, le posate in argento, la seta, ma non era da mangiare. E la gente poi girava i maroni, era arrivato ben inventario, una data ben precisa, il menù. Cioè, guardate che adesso avevi l'argenteria, però fra poco vi servirà questo, vi servirà quello. E ora arrivava la fettea, la foglietta della tuga, che magari veniva dall'Africa. Però una cucina. Invece la cucina veneta come era fatta? Che uno si sentava giù e sorato, che era ogni ben di Dio da mangiare. Con un equilibrio pazzesco, con il capo, addirittura il capo mensa e il capo cucina. Questa è la cucina veneta, non la rivoluzione francese. Insomma. Come sai tutte queste cose, Gianico? Perché si deve andare a fondo, perché adesso prima di Natale uscirà un libro di cucina medievale a mia maniera. Mi non voglio insegnare niente a nessuno, però mi avendo incontrato questa cultura qua, mi piace fare il cuoco sempre di più. 50, 60, 70 anni, si Dio piacendo. Però non è una ricetta anche il poastreo, più semplice di così, però quante robe che ti potessi smontare
il pomo, oppure la mandorla, oppure la ceresa disidratata, o i funghi. Mi capisci cosa che viene fuori da un poestreo? Quanto orgoglio c'è? Quanto orgoglio veneto c'è in quello che dici? Cioè, a me mi ha salvato la vita, insomma, andare in fondo a questa cultura qua. Perché uno a 50 anni, cosa che fa? E fa quello che il cliente vuole, cerca di non sbagliare, cerca di non mestiere, fa tutto ben precisino. Però se è a morte del fuoco, se è a morte dell'inventività, invece, cioè ogni mattina, che hai visto cosa che abbiamo fatto fino adesso? Io ho fatto tutto, io ho fatto in cucina, punto. E se questo che mi diverte un sacco. Sai un'altra cosa che mi hanno detto? E parla sempre in dialetto quel lì. E tu cosa rispondi? È madrelingua veneto, parlo pochissimo l'italiano e l'inglese, so che è un popolo del mare, ma non so altro. Non so. Scusami. E poi c'è un'altra cosa che mi piace valorizzare. Questo è il Collalto, il suo agriturismo, la sua azienda agricola, ma lui ha anche la trattoria che si trova in centro a Morvena, la trattoria Gli Alpini. Allora, come fanno a convivere queste due realtà? Purtroppo è una critica che sento spesso e chi soffrono anche un po'. Però perché azienda agricola? Perché produci. E perché l'agriturismo? Perché consumi quel che produci. E non vorrò mai diventare ristorante. E che se c'ava chi che mi vuole mai. Perché facendo così riesco a dire a me gente, guarda che se vuoi mangiare quello che sei, non vieni su casa mia a mangiare la tagliata del costato dell'andena, perché una bestia è 37 kg in schiena, sì che se è tagliata, mangia tagliata, ma se è il collo, mangia collo. E mia bestia in agriturismo mi mangio dai onge ai corni. Invece sono in ristorante, butto torte accostate da chilo, mi telefono al macellaio e dico portami su una costata da chilo. Invece in agriturismo non posso, perché anche l'anno scorso 6 controlli tra NAS e Finanza, perché chiaro se non è tracciabile, se non è vero che già sta, se non è te sai locale e te venga era. E invece sapendo che qui a casa mia, a telefono sa a mezzo metro da terra, te guardi a gente sugli occhi e ti domanda ma siete proprio sicuro che tu moro? Mi capisco che soddisfazione che è. E dopo un poco sinceramente lavorare con quello che ti produci, guarda, ti mostro una roba Stefano. Cos'è? Ed è un misto di erbe spontanee, farinee, ortighe, radicee. Raccolte qua intorno a casa tua? Raccolto andando sull'orto le zucchine. Mi adesso che do una scottata con l'acqua, il ghiaccio che resta ben verdi, e mi faccio un ripieno, un pesto, che metto dentro un po' di basilico e faccio il pesto della pasta stasera. Però Stefano, sì, una roba grande. Capite su un genio? No, che genio! Genio è Padre Eterno che mi ha dato questo dono qua, insomma. Io te lo direi con i fiori il concetto. Quei fiori! Detto fatto, sa bene. Allora. Lì, abbiamo messi a mollo, perché la sabbia va giù, gli insetti viene su, li abbiamo già filtrati, e dopo sti qua li stendo nel seccatoio mio, e mi mantiene stesso colore, ma la fettina di carne di prima, no? I soffumi, i misteri, una decorazione delle 3 camomille qua. Pensati. Questa mi ha sorpreso. Questo mi ha sorpreso. Questa è la cucina veneta. Cucina veneta è un equilibrio in bocca che so che non è. Ragazzi, questo è Giannico, come vi dicevo, un personaggio caratteristico che sa il fatto suo, Sì, Se avete occasione venitelo a trovare. E vi stupirà come stupisce ogni volta il sottoscritto. Sì, ma anche questo è uno scoprigenico. Sì, però adesso fatta stare la carne dove aspettarvi stasera. Sì. Che miseria. Ciao Ciao Giannico, ciao, grazie. grazie. Ciao ragazzi, alla prossima prima. chiacchierata. Ciao.